Ciao a tutti, questo è il mio nuovo video, sono Fulminix e ben ritornati sul mio telefono. Oggi vi insegnerò come scaricare Epimod solamente per Android. Allora dovete andare non su Google qua, non su Play Store, ma su Google normale. Andate a cercare Epimod, aspettando che ti si carica. Ora download Epimod gratis Android. Ora andiamo, aspettiamo che mi si carica. Ok ragazzi, troverete questa immagine o un'immagine di altro gioco. Andate a cliccare su download gratis, poi quando è finito il download dovete andare su nell'app download, troverete qua in alto a sinistra o da qualche altra parte Epimod, c'è scritto installa, oppure vi farà anche degli aggiornamenti. Poi e qua potete fare quello, lo troverete e poi lo troverete qua, spostarlo e fare tutto quello che vi pare, tipo 2 Epimod. Ora per chi non lo sapesse Epimod, perché non sapesse che cos'è Epimod, è un'app, più o meno un sito, che vi permette di mettere mod tramite oppure hack nei giochi. Allora basterebbe cercare cosa cerco, ci sono le mod anche per Fortnite, per tutti i giochi, però questo è solo per Android. Se trovate un altro metodo meglio per voi. Che so, cerco Clash Royale mod, c'è mod 3.2.4, c'è un'altra mod che ho già installato. Poi potete prendere anche l'originale, però voi direte: ah sì, ci saranno tutti i giochi, ah ci sarà anche Fortnite. Ragazzi, sì, questo è solo per Android, però c'è, guardate, cerco Fortnite, non Clash Royale, oddio, Fortnite, eccolo, non guardate, ci sono le mod, tutto quello che volete, e c'è anche l'originale, solo che il mio non è compatibile, anche perché ci ho già provato, però se avete un Apple è compatibile. Quindi ragazzi, spero che questo aiuto vi sia utile. C'è pure la 1.16 per i Pocket Edition che funziona. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi, attivate la campanellina e condividete il video. Ciao!